Forte preoccupazione per famiglie e per i comuni per la nuova situazione delle case di riposo. Chi comparteciperà alle rette e come e quanto? Attualmente la legge non ha ancora modificato l'assetto storico, nel senso che le copartecipazioni da parte delle famiglie relativamente ai non autosufficienti over 65 e agli handicap gravi, come prevede sia la 328 all'articolo 6 mi pare, sia il decreto legislativo 109, che vanno in deroga appunto rispetto all'impegno delle famiglie. Dal punto di vista normativo il compito contributivo spetta praticamente ai comuni. Naturalmente questo problema è emerso dopo la pubblicazione di alcune sentenze del Consiglio di Stato e del TAR del Veneto. Del resto il decreto sulla Salva Italia del 6 dicembre 2011, che all'articolo 5 prevedeva di considerare non tanto il reddito individuale ma il reddito familiare, è ora al vaglio della Corte Costituzionale, in quanto c'è stato un ricorso proprio della Regione Veneto, quindi siamo in un momento di stallo per quanto riguarda la possibilità delle famiglie di contribuire in questi casi. Sicuramente la situazione è allarmante, perché sappiamo tutti qual è il momento economico, qual è la difficoltà dei comuni, che difficilmente possono affrontare questi oneri, non solo, addirittura difficilmente potrebbero affrontare le richieste retrodatate di quanto hanno speso le famiglie finora. Quindi noi come Regione siamo in attesa che ci siano delle indicazioni normative precise. Sicuramente l'assessorato che io rappresento come dirigente, ossia quello dell'assessore Sernagiotto, sta cavalcando il tema della copartecipazione, perché è impensabile oggi continuare con un sistema tradizionale, ed è assolutamente necessario che ci sia un atteggiamento di solidarietà da parte della comunità, nel senso che chi è in grado di contribuire lo deve fare per poter garantire tra l'altro i servizi a chi non può contribuire. Quindi il concetto di copartecipazione non deve essere visto come una mannaia che si cala sui deboli, ma deve essere visto come una proposta da discutere, da costruire, affinché le fasce più fortunate possano in qualche modo aiutare le fasce più deboli.